Presidente, oggi uno dei consueti vertici con il Land Carinzia, quali sono gli aggiornamenti sui temi principali che vedono le due regioni in comunione? Beh, intanto è la conferma ancora una volta degli ottimi rapporti che ci sono con il presidente Kaiser, ottimi rapporti che ci hanno permesso sin qui davvero di risolvere anche alcune questioni che ci hanno toccato in questi anni, in questi mesi, e il dialogo ovviamente aiuta su alcuni temi delicati. Penso ad esempio al pramollo Nassfeld, è un tema sul quale ci dibattiamo da tanto tempo e che stiamo cercando davvero di portare a compimento, risolvendo tutte le criticità che di volta in volta, ahimè, troviamo. Dall'altra parte abbiamo avuto la possibilità di ragionare sullo sviluppo dell'Euroregione e ovviamente anche sul tema, uno dei temi importanti per noi, penso al porto di Trieste, agli interporti, al lavoro che stiamo facendo anche in questi mesi con il presidente D'Agostino, e lo sviluppo che può avere rispetto appunto agli interporti carinziani. E in questo senso la presentazione che abbiamo fatto qualche mese fa del porto di Trieste a Vienna sta dando davvero dei frutti importanti, visto che uno dei primi treni che collega lungo il corridoio Adriatico-Baltico il nostro paese e in particolare la nostra regione alla Svezia ormai è una realtà. Ne cambi la situazione, ma Ja, ich freue mich, dass wir immer wieder sehr eng L'incontro di oggi è uno dei tanti perché ci incontriamo a intervalli regolari per fare il punto sulla situazione di tutti i nostri progetti tra le nostre due regioni. Quindi l'incontro di oggi era per verificare a che punto sono giunti i lavori non solo per Pramollo ma anche per altri progetti che stanno per iniziare. Mi riferisco al Monte Croce Carnico con l'ampliamento della strada che avverrà nei prossimi mesi. Abbiamo parlato anche in generale delle infrastrutture, dei sistemi di collegamento del porto di Trieste e quindi anche degli sviluppi futuri. Vorrei anche sottolineare che stiamo per costituire una nuova società per l'interporto di Fürnitz con un ampliamento del terminal, e questa nuova società sarà anche incaricata a distribuire i traffici provenienti dall'Italia.